Perfetto, grazie mille. Buonasera a tutti, grazie intanto chiaramente per essere qui presenti con noi questa sera. È un piacere veramente potervi ospitare alla nostra cantina Fasolmenin e oltre a ringraziare assolutamente voi, devo ringraziare anche, gli sto dando le spalle in questo momento, a chiaramente i nostri ospiti della serata. Parto dalle donne, insomma cerco di dare un po' di preferenze, a Marina Montedoro, presidente dell'associazione delle nostre colline UNESCO Valdobbiadene Conegliano. All'autore del libro Massimo Nava. Al giornalista Corrado Formigli. E non l'ho lasciata, mi scuso per aver dato l'ultima donna da quest'altra parte, ma ormai ho fatto il giro, a Sonia Raul. Bene, che dire, sicuramente è meglio che lasci il microfono a chi ne sa più di me. È sicuramente un piacere poter parlare questa sera di una donna che appunto ha avuto comunque in tutta quanta nella sua vita e ha tuttora un carisma, una grande leadership e che sicuramente come tante come lei hanno fatto, insomma, hanno segnato la storia di quella che è l'Europa in particolar modo, ma comunque possiamo dire anche del mondo. Quindi è veramente un onore e passo la parola per l'inizio della serata. Vi auguro veramente un buon ascolto, un buon divertimento e vi ringrazio ancora. Questo qui, come usiamo? Questo qui lo usiamo. Buonasera a tutti, comincio io allora. Non so se mi sentite. Ecco, adesso. Ehi, ecco, mi sentite. Di questa donna qui voi pensate di sapere tutto politicamente perché sembrano secoli, no? che governa l'Europa di fatto ed è la leader della terza o quarta potenza mondiale del mondo, economica del mondo, però in realtà poi noi di Angela Merkel sappiamo pochissimo perché la sua riservatezza, anche la complessità, no? del suo carattere, del suo personaggio, la sua personalità hanno sempre fatto un po' da schermo, no? E quindi questo libro, che è un libro pieno di cose, un libro davvero cronista, che è un libro colto di un grande giornalista che conosce il mondo come Massimo Nava e di un grandissimo inviato, ma è anche un'introspezione, un'indagine, diciamo, umana, soprattutto questo, sulla Angela Merkel privata, sulla Angela Merkel prima che diventasse quello che tutti sappiamo. Questo libro prova appunto a raccontarci lo spessore di questo personaggio. Quindi io, Massimo, se tu sei d'accordo, Angela Merkel, la donna che ha cambiato la storia, andrei un po' con delle domande semplici che sono quelle che tutti noi ci facciamo e a cui tu puoi rispondere con le parole del tuo libro e con le tue parole, perché sei andato proprio a ricostruire tutta la storia e la vicenda umana di Angela, andando a cercare le fonti e a raccontare episodi appunto che sono inediti e a parlare con le persone che l'hanno vista più da vicino di noi. Intanto la prima cosa che ti chiederei è questa, di raccontarci il carattere di Angela Merkel come se parlassi di una persona a te vicina, no? Cioè come se tu volessi descrivere una persona che ti è vicina con le stesse parole. Chi è Angela Merkel? Che carattere ha? Come la definiresti? Fuori dalla politica. Grazie, buonasera a tutti. Ma il libro, in effetti, come tu hai già accennato, è per più della metà fuori dalla politica. C'è una parte che è la cancelliera che più o meno tutti conoscono nella sua, diciamo, narrazione giornalistica lungo 16 anni di cancellierato e quasi 20 alla testa del suo partito. Ma c'è una grande parte del libro che è una Merkel, direi, inedita o quasi sconosciuta. Come la definirei?
La definirei come si può immaginare una ragazza che per 34 anni vive in un altro mondo, perché questo è il dato significativo di Angela Merkel, cioè la donna che guida la Germania tra le più potenti del mondo, alla testa per tanto tempo della Germania unificata e di fatto la Germania legata all'Occidente, è una donna che per 34 anni ha vissuto nel mondo comunista, che a soli 3 mesi in fasce viene portata a Berlino Est e a vivere in una parrocchia del Brandeburgo da un padre che è un pastore protestante, piuttosto rigido, moralista, che pretende o ha l'ideale, se vogliamo, di salvare quel poco di evangelizzazione cristiana che resiste nell'altra Germania durante l'occupazione sovietica e dentro il regime comunista, e una mamma che è un'insegnante di inglese abbastanza liberale, che segue il marito per amore, ma che non può nemmeno esercitare il suo lavoro, perché nel regime è obbligatoria la lingua russa. Ecco, quindi la prima cosa, secondo me, è una personalità innanzitutto binaria, con 2 genitori che sono all'opposto, e una personalità che cresce in fondo con un grande amore per la libertà, quella libertà che manca nel mondo comunista e che tutto sommato lei sia pure vagamente percepisce, perché i parenti sono rimasti in Occidente, perché dall'Occidente arriva ogni tanto un regalo, un paio di jeans americani, qualcosa, tant'è vero che uno dei suoi miti è Bruce Springsteen, perché pensa, dice, quando sarò grande e se mai sarò libera, il mio grande desiderio è andare in America. Quindi la prima cifra, direi, è questo amore per la libertà, che la porta poi a delle scelte anche politiche di un certo peso. Ma nello stesso tempo credo, ecco, l'altra cifra assolutamente forte di Angela Merkel è la sua prudenza, perché dentro il mondo comunista non puoi permetterti di sbagliare, non puoi permetterti di finire nel mirino o della polizia segreta o degli avversari politici. Già parti ad handicap perché tuo padre è un pastore e siamo nella Germania degli anni 50, quindi quando anche la religione è considerata un pericolo per la struttura e le basi del socialismo realizzato. Infatti lì ci sono degli episodi del libro che ti aprono proprio uno squarcio sulla personalità giovanile di Angela Merkel, che a me hanno molto colpito. Intanto questo elemento della riluttanza, no? O della prudenza, che poi è stato un tratto caratteriale associato a quello anche di persona decisa, cioè la cosa che ci ha sempre colpito, almeno a me ha sempre colpito di Angela Merkel è questa dicotomia, una persona decisa e nello stesso tempo prudente, addirittura riluttante, accusata di essere a volte perfino incerta. C'è un episodio di lei che ai corsi di nuoto della DDR rimane sul trampolino, no? A osservare le sue compagne nuotatrici, almeno così viene raccontato da loro, ed è l'ultima a buttarsi, no? Prima controlla la situazione, è sempre l'ultima a buttarsi in piscina. E questo, diciamo, come a voler prima osservare bene tutta la situazione, tutto ciò che c'è davanti a lei prima di prendere una scelta. E poi c'è uno stupendo racconto che vorrei facessi tu, di come lei riesce, però questo è un segno di grande intelligenza secondo me, ad aggirare la Stasi, cioè a evitare di diventare una spiona della Stasi, no? Certo. E lì c'è un'astuzia che secondo me è formidabile. È indicativa del personaggio, ma infatti dicevo, educazione binaria in casa e crescita e formazione binaria nella sua evoluzione comportamentale, per cui è prudente e nello stesso tempo ha degli slanci sia nella vita privata e poi li vedremo allo stesso modo nella vita politica, quando prende delle decisioni che vanno in totale contraddizione con l'idea che tutti noi, credo, ci siamo formati negli anni di un personaggio come Angela Merkel,
e tutto sommato anche dell'idea che tutti noi abbiamo un po' della Germania, cioè del paese statico, ordinato, prevedibile, ordinato in tutte le sue forme. Angela Merkel va prudentemente coi piedi di piombo, ma poi in certi momenti della vicenda politica, penso alla decisione di uscire dal nucleare, che è una decisione presa abbastanza all'improvviso, così come nel 2015 magari ci torneremo sulla questione dei rifugiati, e così come cambia completamente con la pandemia la sua visione, i suoi riferimenti con l'Europa e la gestione del debito e l'uso dei soldi e dei fondi europei. E quindi in questa educazione binaria, appunto, l'episodio che tu citavi è abbastanza emblematico, cioè quando a un certo punto sta per entrare all'Accademia delle Scienze, che è l'altra cosa secondo me fondamentale da tenere a mente, ossia questa preparazione scientifica fortissima, dettata anche da una volontà feroce di emergere in un mondo che tende invece all'appiattimento, all'uguaglianza e quindi a livellare le persone. Ecco, lei si trova ad essere avvicinata da funzionari della Stasi, cioè della polizia segreta, che tutti voi credo conoscerete da un famoso film, Le vite degli altri, uscito qualche anno fa, e che era rivelatore di questo sistema che non dobbiamo immaginare come un rapporto tra una polizia al servizio del regime che si occupa solo di repressione del dissenso. La macchina della DDR, dello servizio di spionaggio della DDR, era molto più magari molto meno pericolosa, perché poi alla fine quelli che finiranno in galera o quelli che verranno uccisi non saranno moltissimi rispetto ad altri regimi, ma è una macchina infernale perché tutto controlla, e questo sistema che porta a creare i cosiddetti inoffiziell Mitarbeiter, cioè i collaboratori occasionali, che è una cosa estremamente contraddittoria se ci pensate, perché uno o collabora o non collabora, ma il collaboratore occasionale è un normale cittadino che fa la sua vita normale e privata, ma che occasionalmente fornisce informazioni utili al consenso, al regime, proprio per cementare il consenso in un sistema che di fatto via via col tempo fa acqua da tutte le parti, prima con le fughe negli anni 50 e 60 e poi con la costrizione del muro di Berlino proprio per impedire le fughe, che peraltro continueranno. E Angela Merkel viene invitata a collaborare e lei naturalmente, se dicesse un sì, sarebbe di fatto rovinerebbe la sua vita, la sua traiettoria, perché diventerebbe appunto come tanti cittadini sudditi e succubi. Ma se dice un no deciso, quasi di ribellione, per una che è già un'accademica di un certo peso, di un certo livello, verrebbe subito individuata come una potenziale oppositore. E quindi lei dice: ma io sono una chiacchierona, non so tenere i segreti, quindi lo direi subito a mio marito, parlerei subito in famiglia, quindi non potete fidarmi di me. E quindi glissa su questa cosa, ed è emblematico del fatto di una che poi abilmente riesce a navigare in questo sistema. E questo è, se volete, una sfumatura, un dubbio, un elemento della biografia che lascia comunque degli elementi di perplessità. Io naturalmente confesso che, per quanto abbia intervistato molta gente, trovato anche il suo maestro di scuola, il sindaco e tanti collaboratori, amici dell'epoca, naturalmente il dubbio rimane, non viene sciolto. Quello che è vero è che avversari, giornalisti, eccetera, hanno scavato lo scavabile per trovare qualche scheletro nell'armadio di Angela Merkel e non è mai stato trovato nulla. Se pensate che la Stasi aveva una cosa come 4 milioni di dossier
e che addirittura il presidente della commissione che li ha messi in ordine è diventato presidente della Repubblica ed era tra l'altro vicino alla SPD, credo che se fosse emerso qualcosa di profondamente compromettente sarebbe uscito. Però è anche vero che Angela Merkel a un certo punto decide, contro il parere dei genitori, e questo è un altro elemento interessante, di iscriversi alla Gioventù Comunista, di partecipare, sia pure non in prima persona, anche se qualcuno dice che faceva della propaganda, alle attività della Gioventù Comunista. E del resto questa è una straordinaria storia tedesca che si ripete per generazioni. Cioè abbiamo visto Günter Grass, grande monumento nazionale della letteratura tedesca, scoprirsi da giovane iscritto alla gioventù nazista. Cioè queste vicende della Germania sono dentro la pelle dei tedeschi, e questo inevitabilmente coinvolge anche un personaggio come Angela Merkel. Senti Massimo, facendo un balzo in avanti, Angela Merkel dopo la caduta del muro, Angela Merkel che fa la sua carriera dentro la CDU, però si scontra, diciamo, con un mondo che comunque è maschile, è duro, il mondo della politica tedesca è tutto, diciamo, al maschile quando lei comincia la sua scalata, e lei è divorziata, viene dall'est, è single ed è protestante, no? Dentro la CDU. E senza figli. E senza figli, no? Allora, quali sono le armi con le quali lei riesce a sbaragliare la concorrenza e quanto gli ha insegnato il venire da quel regime comunista che ci hai raccontato? Beh, questo direi che è l'aspetto, se volete, più sorprendente e straordinario del personaggio Merkel, cioè la donna che arriva dall'est in un mondo di divieti e si cala in un mondo di uomini, perché la CDU è un partito tradizionalista, cattolico, di fatto la classe dirigente è tutta al maschile, e soprattutto è un partito che dal dopoguerra in poi è radicato nella società tedesca occidentale. Quindi di fatto Angela Merkel è veramente un corpo estraneo, non solo per le sue vicende personali, essendo divorziata e senza figli, ma anche per la sua formazione, che tra l'altro non è una formazione solo puramente educativa, cioè è una formazione di convinzione, cioè lei si professa profondamente cristiana, anche se poi nella sua gestione del partito avrà una grande spinta di modernità e per certi aspetti anche di laicità della linea del partito. Ma il problema è che lei gioca, e qui è la grande abilità che poi metterà in campo in tantissime altre situazioni pubbliche internazionali, ossia sfrutta, come capita alle persone sicuramente superiori, la grande capacità di prendere i treni in corsa. Allora, la prima cosa è che la Germania appena riunificata ha ovviamente bisogno di persone che in qualche modo rappresentino la nuova identità, e quindi è evidente che i partiti dell'Occidente cercano di cooptare personalità che vengano dall'est, e non sono moltissime, e soprattutto non sono moltissime quelle rispettabili, perché tanti sono compromessi col regime. Lo stesso partitino di Angela Merkel, quello in cui lei si impegna all'inizio, all'indomani della caduta del muro, il Risveglio Democratico, con un'inchiesta dello Spiegel, in piena campagna elettorale si scopre che i suoi capi, questo avvocato Schnur, era un informatore della Stasi, quindi il partito viene decapitato. E in secondo luogo ovviamente c'è la necessità di cooptare qualche personalità di rilievo e anche qualche donna, quindi
Angela Merkel viene, come dire, cooptata dall'allora cancelliere Kohl dentro il partito, e qui lei comincia una scalata che è straordinaria. Cito un altro episodio: il portavoce del primo governo della Germania dell'Est appena eletto democraticamente ha paura di volare, e quindi siamo in pieno trattative e riunificazione con Gorbaciov, Mitterrand, la Thatcher e Bush padre, e quindi lei dice vabbè, vado io a Mosca, tra l'altro parla russo e quindi comincia a essere uno dei primi suoi test internazionali. E poi, e questo è l'altro elemento che darà la misura del personaggio, è che quando capisce che la CDU dopo la riunificazione è stata pesantemente sconfitta alle elezioni, la parabola di Kohl è al tramonto, Kohl tra l'altro è coinvolto in un pesante scandalo di finanziamenti illeciti, diciamo le mani pulite alla tedesca, e lei non ci mette né uno né due a sferrare un attacco violentissimo, scrivendo un articolo sul giornale, sulla Frankfurter Allgemeine, tra l'altro la vigilia di Natale, quindi veramente un regalo, un pacco insanguinato, e pugnala il suo padre spirituale, politico, il gigante della riunificazione, gigante anche nei fatti perché pesava circa 150 kg quando era a dieta, quindi però ecco, di fronte a questo platea di uomini di partito, sferra il suo attacco, sferra un attacco omicidiale che ha successo. e questi sono i metodi, anche il cinismo appunto di Angela Merkel, non a caso. Prima di dare la voce, la parola a Sonia, che diciamo ci leggerà una cosa e ci commenterà un brano, voglio soltanto una cosa molto rapida. Ma c'è sempre stata un'affinità in fondo tra Angela Merkel e Vladimir Putin, no? Cioè i rapporti tra Putin e la Merkel, se ne è parlato tanto, il fatto che poi alla fine la Merkel con Putin non è mai stata particolarmente dura, c'è sempre stato probabilmente questo venire tutti e due da un regime, insomma dal regime comunista, li ha accomunati e li ha tenuti uniti in questa vicenda politica, o no? Ma qui secondo me ci porterà molto lontano, ma credo che le cose che ci leggerà Sonia daranno anche una misura anche del rapporto personale. Chiaramente andiamo come dire, ad affrontare, ad allargare il discorso anche a quelli che sono storicamente e anche attualmente i rapporti tra la Germania e la Russia, quindi il problema energetico, tra l'altro è emerso in modo drammatico oggi al Consiglio europeo, quindi la Germania che ha comunque bisogno dell'energia russa, la Germania che di fatto con Gorbaciov ha stabilito un rapporto fortissimo, Berlino è piena di russi, per Angela Merkel anche la letteratura russa, la sensibilità di grandi scrittori russi impregnano la cultura tedesca e anche la cultura di Merkel, in particolare Dostoevskij ovviamente. Cioè questa cristianità sofferente che è nelle pagine di Dostoevskij la ritrovate anche in certi momenti di una personalità come Angela Merkel. Il rapporto è curioso perché oltre a essere abbastanza coetanei, Putin ha circa 1 anno e mezzo di più, anche Putin ha una storia segreta che credo pochi conoscono, ossia Putin è in Germania a Dresda ed è il capo del KGB, cioè del servizio di controspionaggio di stanza nella Germania occupata dalle truppe sovietiche. E quindi vive in prima persona tutto la parabola della Germania comunista, e quando cade il muro non solo si porta a Mosca un po' di dossier che evidentemente ha messo da parte in tutti questi anni di attività, ma di fatto difende il quartiere del KGB
dall'assalto dei dimostranti, dimostrando anche un certo coraggio, e si guadagna dei galloni che gli serviranno appunto per la sua ascesa, prima al servizio del sindaco di San Pietroburgo e poi proprio per la sua esperienza accumulata in uno scenario delicatissimo com'è la Germania divisa e attraversata dal muro di Berlino, che gli serviranno per la sua ascesa politica. Sonia. Ecco, E qui sentite che cosa succede. Allora, prima di leggervi un capitolo del libro di Massimo, vorrei fare una piccola premessa. Per me la lettura di questo libro è stato come un viaggio negli ultimi decenni dell'Europa, narrati attraverso le vicende personali e politiche di una donna. E la consapevolezza che una donna abbia rivestito un ruolo così importante, devo dire che per me, ma immagino per tutte le donne, sia motivo di grande orgoglio. Nel mio ultimo libro racconto delle donne del Rinascimento. In quel periodo storico le donne hanno avuto una grande fortuna, quella di vivere in un periodo laico in cui potevano ricevere la stessa educazione degli uomini e quindi comandare e qualche volta prendere le redini dello Stato, degli stati. Leggendo il libro di Massimo è come se quel momento magico della storia avesse ripreso il suo corso, anche perché Angela Merkel, anche se non è riuscita ad avere un successore donna come avrebbe voluto, è riuscita però ad avere Ursula von der Leyen a capo della Commissione europea. E quindi vorrei dire con orgoglio, donne che finalmente promuovono le donne. Il capitolo che ho scelto di leggere è quello dove Massimo Nava traccia un parallelo tra, come stava dicendo, la vita di Angela Merkel e quella di Vladimir Putin. L'ho scelto perché, oltre che particolarmente interessante, l'ho trovato anche molto curioso. Allora, come diceva Massimo, entrambi sono quasi coetanei e provengono dallo stesso mondo ideologico. Hanno subito le stesse regole, gli stessi divieti, gli stessi sospetti. Nati dopo la guerra, hanno sentito nella loro infanzia il peso della memoria e l'odore della morte. 20 milioni di caduti sul fronte russo e altri milioni nei campi di sterminio e di prigionia. Putin non ha mai conosciuto il fratello morto nell'assedio di Leningrado. La Merkel vedeva i carri armati russi tra i boschi di Templin. La formazione è stata in parte diversa. Lei ha studiato chimica e fisica. Lui si è laureato in legge all'Università di Leningrado, città dove è nato e cresciuto in una famiglia molto modesta. Mentre Angela studia il russo, Putin studia il tedesco, competenza determinante per l'incarico a Dresda. Così possono parlare nella rispettiva lingua, a volte senza interprete, a volte addirittura correggendolo. Questo non basta a intendersi politicamente, ma è fondamentale per la conoscenza reciproca. Angela non è mai stata una sportiva, era goffa, impacciata, lenta. Putin aveva il complesso dell'altezza, o forse ancora. Per questo ha iniziato a praticare arti marziali e si compiace del suo presunto fascino presso il pubblico femminile. Entrambi sembrano aver avuto, quasi nello stesso istante, uno straordinario fiuto per lo sviluppo degli eventi che stavano vivendo. Angela si trasferisce a Bonn e si mette al servizio del cancelliere Kohl. Putin, vista la brutaria, carica la famiglia sulla sua Lada e, attraversando confini disintegrati, torna in auto in Russia. Qui è assunto come consigliere dal sindaco di San Pietroburgo, Anatoly Sobchak. Lo accompagna in visite ufficiali a Londra e a Bonn. Nella capitale tedesca incontra il cancelliere Kohl e con lui parla in tedesco. Anche la futura cancelliera, come abbiamo visto, ha avuto subito l'occasione di incontri ad altissimo livello, grazie al suo incarico all'ufficio stampa del Premier de Maizière e alla conoscenza della lingua russa. Gli eventi incalzano, le carriere subiscono un'accelerata. La Merkel entra nel governo di Kohl. Putin diventa consigliere del presidente Boris Yeltsin, che lo nominerà capo dell'FSB,
il Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa. Putin si muove con abilità nei meandri del potere, si guarda alle spalle da nemici avversari, divide, colpisce, punisce. La Merkel, a modo suo, farà altrettanto. Rimane in disparte quando i suoi mentori nella DDR vengono accusati di aver collaborato con la Stasi e attacca il suo padrino politico, il cancelliere Kohl, nel momento in cui è più debole. Vladimir Putin ha ricevuto applausi quando ha parlato per la prima volta al Reichstag, esprimendosi in un tedesco perfetto. Era il 2001. Il presidente russo ha dichiarato la propria solidarietà all'America ferita dal terrorismo e suscitando speranze nei rapporti più intensi in Europa. La Russia è un paese europeo amichevole, il cui obiettivo principale è una pace stabile nel continente. Anche la Merkel, allora all'opposizione, ha applaudito, senza nascondere a un deputato seduto vicino a lei un certo riserbo. Non è il caso di fidarsi e lo fa capire mentre il cancelliere Schröder fa accordi commerciali, approva la costruzione del gasdotto attraverso il Baltico e stringe amicizia col presidente russo, tanto da guadagnarsi poi il posto alla Gazprom. La Germania riunificata diventa un importante partner della Russia, da cui riceve il 40% del fabbisogno di gas. A Berlino ci sono quartieri in cui si parla russo. 200.000 cittadini russi vivono in Germania e la Russia ha importanti relazioni nella comunità imprenditoriale tedesca e nella SPD. Con la riunificazione, il modello occidentale plasmato dalla cultura americana non si è imposto sul nuovo paese, che nel corso degli anni ha ripensato identità nazionale, cultura e spiritualità. L'appartenenza all'Occidente e l'Alleanza Atlantica non è in contraddizione con i rapporti con l'Est. La storia ricorda che il semaforo verde alla riunificazione è stato dato quando Gorbaciov accettò che la nuova Germania facesse parte integrante della NATO. C'è gratitudine e attenzione da parte dei tedeschi nei confronti della Russia. Angela Merkel, la ragazza dell'Est, conosce a fondo la sensibilità dei suoi compatrioti. I tedeschi vedono in lei una guida determinata al dialogo. È un fatto che sia la leader occidentale, che ha parlato più di tutti con Putin, essendo russofona e avendo viaggiato molto nelle ex repubbliche sovietiche, ha consapevolezza delle aspirazioni e dei risentimenti della Russia nei confronti dell'Occidente e della Germania in particolare. Nel suo ufficio c'è il ritratto di Caterina la Grande, l'imperatrice di origine prussiana, che ha guidato la Russia durante l'epoca d'oro del XVIII secolo. Ma, come ex tedesca dell'Est, si fa poche illusioni sulla politica del Cremlino. Da un certo punto di vista, l'arroganza e gli errori di Putin la spingono verso l'Europa più di quanto la spingerebbero verso la sua storia e la sua provenienza. Nel corso degli anni i contrasti si sono moltiplicati. Di Putin non ci si poteva fidare, ma al tempo stesso la Germania non poteva perdere di vista interessi economici e mettere fra parentesi responsabilità storiche, né appiattirsi sulla politica americana sempre più ostile nei confronti del Cremlino. Nel 2015, in una cerimonia tenutasi a Mosca, in occasione del 70° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, la Merkel ha reso omaggio a milioni di vittime dell'ex Unione Sovietica, dicendo: vorrei dire al popolo russo che, come cancelliere tedesco, mi inchino davanti alle vittime di questa guerra scatenata dalla Germania nazionalsocialista. Allora, io ho delle curiosità che riguardano i leader politici italiani e la Merkel, no? Lei li incrocia tutti, comincia con Prodi, poi Berlusconi, Monti, Renzi, Conte, Draghi. Cominciamo da Berlusconi. Il rapporto Merkel-Berlusconi è un film, no? Condito da frasi, no? Da frasi. Non hai il microfono, eccolo qua. Da frasi ero già nella fase salottiera. Non riferibili, no? Adesso... Che tutti noi abbiamo a mente, insomma. No, però ecco, credo che sia importante tenere a mente anche in questa cifra che tutti ricordano, anche qui una doppia, non doppia nel senso di ambigua, ma doppia visione e comportamentale di Angela Merkel. Cioè sulle famose frasi più o meno indecenti
che tutti ricordano, smentite ma di fatto confermate, anche perché diplomatici che erano a Berlino hanno fatto i salti mortali per correggere, per cercare di mediare, per dire che in fondo sì, è una battuta, sono squallori giornalistici, non c'entra niente, però insomma di fatto la qualifica di indecenza è venuta fuori. Ma a questo poi si aggiungono gaffe di altro tipo che ricorderete. Però ecco, Angela Merkel ha sempre tenuto separate le due cose. Avrete notato nel giro di, credo, qualche settimana fa, quando Berlusconi ha compiuto gli anni, ha ricevuto proprio da Angela Merkel gli auguri di buona salute, di buona continuità. Angela Merkel è politica astuta, capisce benissimo che Forza Italia, Berlusconi e soprattutto il Berlusconi di questa ultima fase è profondamente legato a una politica europea e naturalmente fa parte dei popolari europei. Ora, se i popolari europei perdono colpi come succede in Germania o subiscono erosioni come nel caso dell'Ungheria di Orban, beh, è chiaro che è importante che il legame politico con il gruppo di Forza Italia e con Berlusconi rimanga intatto, e quindi tra l'altro proprio ieri Berlusconi era a Bruxelles. Il problema sono che certe cose rimangono incontenibili, per cui mi è stato riferito che, ma questo non c'è nel libro, però ve lo racconto lo stesso, che recentemente Berlusconi rincontra la Merkel dopo tanti anni, e questa gaffa ormai è stata assolutamente dimenticata, sepolta, e nessuno ne parla più, neanche noi giornalisti in fondo ne parliamo più. Però lui, incontrando la Merkel, quando appena la saluta, gli dice: guarda che io quella cosa lì non l'ho mica detta. E questo chiaramente ha creato ancora qualche imbarazzo. Poi c'è un rapporto particolare che Piazza Pulita qualche anno fa fece uno scoop che il Presidente del Consiglio Conte cercò di fermare fino all'ultimo momento dalla messa in onda, perché il nostro inviato Salvatore Culisano andò a Davos, dove era il primo governo Conte, quindi il governo giallo-verde, e a un certo punto Rocco Casalino, che è insomma, l'entourage della comunicazione di Conte, ci teneva che i giornalisti facessero la fotografia di Conte con la Merkel, perché insomma, con un atteggiamento un po' provinciale, Conte voleva far vedere che insomma aveva una conversazione privata con la più importante leader europea, e quindi i due si appartano al bar per prendere un'aranciata. Casalino e lo staff della comunicazione chiede di fare la fotografia, poi tutti vanno via, il mio giornalista rimane lì col telefonino e dopo la foto lascia acceso il telefonino e filma questa conversazione tra la Merkel e Conte, che doveva essere riservata. Ci abbiamo messo una settimana andando a vedere bene il labiale, abbiamo perfino assunto dei lettori di labiale, quelli che lavorano per i sordomuti, per cercare di leggere tutto quanto, poi siamo andati con il montaggio a vedere, abbiamo ricostruito tutto il dialogo tra Conte e la Merkel, e anche lì non so se ti ricordi Massimo, era divertente perché Conte cercava di spiegare alla Merkel che aveva tutto sotto controllo e che Salvini è vero che faceva casino sui migranti, che però poi alla fine la grande opera di mediazione di Conte sarebbe riuscita a tenere insieme il tutto, e la Merkel si preoccupava della solidità di questo governo, no? Di questo governo. Eravamo prima della pandemia, il tema della stabilità anche dei conti era fondamentale, c'era i 5 Stelle col reddito di cittadinanza, Salvini con quota 100, si temeva che ci fosse diciamo un ulteriore aggravio sui bilanci dello Stato, sul bilancio dello Stato, e anche lì viene fuori però una Merkel quasi materna, diciamo, nell'ascoltare questo novizio della politica internazionale che era Conte, no? E qual è stato poi il rapporto tra la Merkel e Conte da quel momento in poi? Insomma, poi Conte cercò di fermare questa pubblicazione di questa conversazione, che andò in 2 puntate. Ci fu una telefonata abbastanza drammatica di Palazzo Chigi con il sottoscritto, in cui dissero che stavamo mettendo a rischio i rapporti internazionali, che c'era un tema di sicurezza dello Stato. In realtà non c'era nessun tema di sicurezza, c'era Conte che spiegava semplicemente come si barcamenava in questo governo
litigioso e difficile da gestire, quindi insomma era tutto ampiamente pubblicabile. Però insomma me la ricordo ancora questa storia e poi mi sono domandato come è proseguito il rapporto tra i due. Ma guarda, il rapporto con Conte è proseguito molto bene, perché comunque lo si giudichi come presidente, come si giudichi i suoi due governi, sicuramente Conte ha avuto un grande merito nella gestione della pandemia, intesa come acquisizione della fetta più grossa degli aiuti europei all'Italia. E nessuno regala niente, e sicuramente c'è stata una opera di convincimento molto importante, soprattutto con un'azione che non so quanto sia come dire, ascrivibile solo a suo merito o comunque al lavoro anche della diplomazia italiana, ma nel momento più alto della crisi pandemica i giornali tedeschi, molti intellettuali tedeschi e televisioni eccetera hanno fatto campagna, tra l'altro facendo anche delle interviste con Conte, proprio a favore dell'Italia e per spostare quel classico atteggiamento tedesco di prudenza e di diciamo resistenza a discorsi che riguardassero la spesa, l'aiuto, l'investimento e diciamo la generosità verso i paesi cosiddetti spreconi. E quindi questo sicuramente va ascrivibile a merito di Conte. Poi la parabola di tutti i presidenti del Consiglio italiani che si sono succeduti in tutti questi anni è sempre molto effimera nel giudizio, perché si tratta sempre di stagioni perché molto durano brevi, poco, insomma, lei c'è brevi. e gli altri passano. Gli altri passano, ma duravano poco anche prima. È perché durato relativamente poco anche Donald Trump, se ci pensi, che è stato un altro grande pericolo, no, per sì, l'Europa. Cioè, l'assalto di Trump alla Germania comincia subito, no? Però dura poco. È durato E anche lì la Merkel ha un ruolo fondamentale nella protezione, no? Dall'assalto. Sì, certo, praticamente neanche lo considera, anzi rimane molto, molto ferma nel giudizio, nonostante quello che è sempre stato uno dei suoi punti di riferimento, cioè lei per le cose che dicevamo prima legate alla sua formazione, alla sua crescita in un paese comunista, lei ha sempre avuto un grande amore per l'America, al punto tale che a un certo punto lei difende l'intervento americano in Iraq, poi riconoscerà l'errore, ma inizialmente lei è favorevole anche alla guerra in Iraq, proprio perché ha questa idea dell'America come paese della libertà. E una delle sue cose che ha detto, tra l'altro in uno dei suoi ultimi discorsi all'Università di Harvard, è stato un discorso molto... Ma tornando al discorso dei presidenti di consiglio, ognuno, tra l'altro nel libro trovate molte testimonianze di ciascuno, praticamente tutti hanno detto qualche cosa. Ecco, nei confronti di Letta, per esempio, Letta stesso dice che avevo un rapporto materno, perché vede arrivare questo giovane presidente del Consiglio e la prima cosa che gli dice, le chiede: ma quanti figli ha? Dice: ho 2 bambini piccoli. Dice: ma come fai con la famiglia? Così, ecco, queste sono un po' le sue... Allora, ma il rapporto vero è alla fin dei conti è con Draghi, certo, perché è l'unico rapporto lungo, sia certo, pure con ruoli diversi, ma è sicuramente il rapporto che ha dato le chiavi più importanti dell'Europa di questi anni, perché è proprio grazie al rapporto con Draghi che Merkel ha potuto rompere o comunque piegare tutta una serie di resistenze tedesche certo, a tutta una serie di operazioni, sia nella Bundesbank, sia nella Corte Costituzionale, sia soprattutto nell'establishment tedesco e anche all'interno delle componenti più oltranziste del governo tedesco. La grande mediazione con i rigoristi più estremi l'ha cioè, fatta proprio sulla stesso, base di quest'asse con lo Draghi. stesso No? Draghi ha avuto degli scontri pesanti con Schäuble, certo, proprio su questo, perché lui, Schäuble, la Grecia la voleva buttare fuori, insomma. Senti, siccome Marina Montedoro, ora voglio fargli una domanda a lei e non so se Sonia ha anche un altro brano, però io prima ti faccio un'ultima domanda e poi dopo gli interventi
magari chiudiamo con un ultimo tuo intervento, Massimo, però in queste settimane noi ci siamo molto occupati nella mia trasmissione diciamo, dei rapporti pericolosi della destra istituzionale, dei partiti di destra con il neofascismo, no? Cioè con le scorie, diciamo, fasciste o neofasciste all'interno di formazioni politiche, insomma le famose inchieste di fanpage che abbiamo trasmesso a proposito dei Fratelli d'Italia, di alcune parti della Lega. Ti faccio una domanda. In Germania la questione del rapporto, diciamo, tra la destra e l'estrema destra, no? Quindi diciamo questo pericolo di un ritorno, diciamo, dell'estremismo fascista o neonazista che si affaccia anche in Germania. Come è stato affrontato da Angela Merkel? Cioè il grande pericolo rappresentato dall'arrivo dell'AfD e diciamo insomma, da questa recrudescenza, no? Estremista. Come l'ha affrontata? Con che piglio e con che parole l'ha affrontato Angela Merkel? Ma dunque, bisogna secondo me distinguere alcuni elementi, perché altrimenti rischiamo grande confusione. In Germania l'opinione pubblica e il mondo politico ha i nervi naturalmente sempre molto scoperti quando parliamo di neonazismo o di antisemitismo o appunto di xenofobia e di movimenti razzisti xenofobi. Questo è un dato di fatto. La Germania fonda la sua credibilità, la sua responsabilità verso l'Europa, la sua normalizzazione, direi, come paese dentro la memoria dell'Olocausto e di quindi tutto quello che è il rigurgito o il pericolo nazista o neonazista. Quindi c'è un'attenzione estrema, tanto più che purtroppo movimenti xenofobi continuano a manifestarsi, e tra l'altro ci sono state in Germania anche pesanti e non pochi attentati negli ultimi tempi. Tra l'altro è un fenomeno sociale molto grave che si determina non casualmente molto più nella ex Germania comunista che non nella Germania occidentale, dove l'elemento di lavoro della memoria dalle scuole agli asili alle cose è stato fatto molto più a fondo. Nella Germania comunista c'era una ipocrita presunzione di essere la parte sana della Germania, quindi i cattivi erano al di là del muro, i complici erano al di là del muro, noi eravamo i resistenti. Invece non è vero, perché un sacco di nazisti stavano appunto a Dresda e a Lipsia e anzi molti hanno cambiato casacca durante il regime. E naturalmente è proprio in funzione di questi movimenti che si è sviluppato anche un partito che inizialmente nasce in una dimensione di rispettabilità, perché Alternative für Deutschland non è un partito di neonazisti, è un partito di economisti che nasce da una costola della CDU ed è un partito che tende a essere, si colloca ovviamente nello schieramento di destra, ma soprattutto è anti-europeo, è anti-condivisione del debito, è anti-eurobond e teme che dopo la crisi greca la Germania e il governo Merkel porti il paese sulla strada della condivisione del debito. Quindi il primo nucleo è questo. Poi su questo si innestano tutta una serie di personaggi che fanno propaganda. Quando nel 2015 Angela Merkel fa l'operazione apertura delle frontiere a 1 milione di profughi siriani, vi ricorderete, questi erano in fuga dalla guerra, ma anche qui, scusate se mi dilungo, ma credo che sia importante per capire. Angela Merkel non ha aperto le porte a 1 milione di profughi come la narrazione giornalistica tende a raccontare, semplicemente non le ha chiuse
E la differenza è molto sottile, ma è anche molto politicamente importante. Cioè c'erano milioni di persone che arrivavano alle frontiere in fuga dalla guerra. Allora l'alternativa era il filo spinato e questo Angela Merkel non l'ha voluto fare. Tra l'altro anche qui con un approccio che non è solo solidale o umanitario, ma è tipico della cifra di Merkel, ossia l'approccio scientifico, la consapevolezza di un paese che invecchia, che ha bisogno di manodopera, che è in calo demografico e che ha bisogno Però anche di attenzione, forze ti fresche. faccio un'obiezione su questo, no, ma per Massimo. dire che su questo nel senso poi si è che è innestata vero, c'è una la crescita dell'estrema destra. c'è un approccio pragmatico perché i siriani sono profughi più scolarizzati, Certo, utili appunto, sì, nelle sì. aziende tedesche, nelle fabbriche Infatti, tedesche, prima sono già cosa. stati Però integrati. poi a un certo punto il filo spinato in qualche maniera lo fa mettere da Erdogan, nel senso che poi dopo darà un sacco di soldi, sarà la promotrice dell'accordo con Erdogan perché poi si spaventa lei stessa della rotta balcanica e dei fiumi di profughi che stanno attraversando la rotta balcanica e promuove l'accordo con Erdogan perché gli immigrati se li tenga in Turchia. Quindi c'è anche qui una doppia Merkel, no? Una Merkel che prima lascia aperte le frontiere, li fa entrare, poi si spaventa, probabilmente anche perché c'è una crescita a quel punto molto forte della destra, dell'estrema destra in Francia, in Germania, e cerca, diciamo, un accordo per cauterizzare, no? quel percorso non è che lo balcanico faccia perché si spaventa, semplicemente in modo pragmatico promuove, d'accordo con tutti gli altri leader europei, un accordo che peraltro è stato rinnovato poche settimane fa, ossia è un atteggiamento estremamente pragmatico, ossia non possiamo accogliere, molto cinico, cinico, non possiamo accogliere tutti, accogliamo quelli che possiamo e nello stesso tempo cerchiamo di costruire con i paesi vicini, in particolare la Turchia, un intervento che sia strutturale, economico e ben diverso, tra l'altro, di quello che succede nei campi profughi della Libia, perché non è che in Turchia siano nelle stesse condizioni. No, d'accordo. Beh, qui apriremo un discorso Comunque, molto lungo sull'utilizzo del lavoro minorile dei siriani, però vabbè, questo è tutto un altro tema. Adesso poi il tema sarà con gli afghani, quindi sarà anche peggio. Esatto. Ma quello che volevo dire è che a un certo punto su quel fenomeno si innesta la crescita politica dell'estrema destra. Certo. Ecco, quando la segretaria della CDU che succede a Merkel per un brevissimo periodo e la CDU in Turingia cerca di fare un accordo con la destra, con l'estrema destra di Alternative für Deutschland, è proprio Angela Merkel che interviene a dire non c'è nessuna possibilità di dialogo con queste formazioni. Anche se questo rimane un tema di forte dibattito dentro la CDU, perché una parte, adesso c'è una grande resa di conti dopo la sconfitta elettorale, perché poi, se vogliamo, il vero, come dire, lato negativo di Merkel non è tanto sulla storia europea o sulla sua guida della Germania, quanto nel fatto di non avere lasciato eredi ed aver lasciato un partito in macerie, che adesso infatti si stanno facendo la guerra fra lunghi coltelli e varie formazioni e correnti, e tra cui sta predominando una parte che dice la Merkel ha spostato con la grande coalizione il partito troppo al centro o addirittura sul centro-sinistra e quindi noi abbiamo perso tutto l'elettorato, diciamo, moderato, in gran parte moderato, che va recuperato proprio perché non finisca nell'estrema destra. È un po' la dialettica Forza Italia, Fratelli d'Italia, se volete, a grandi spanne, per capirci. Allora Massimo, fermati un attimo, se no allora Marina Montedoro, le voglio dare la parola perché Merkel praticamente si congeda dalla politica facendo un viaggio in Italia, no? Cioè, ama moltissimo l'Italia. Non so se è mai passata da queste parti,
Non proprio da queste parti. Intanto mi permetta di ringraziare e congratularmi col padrone di casa per questa serata e anche per aver scelto questa data, visto che oggi è l'ultimo Consiglio europeo a cui la Merkel partecipa, per cui presumo che non sia una casualità, ma se lo è proprio topica come data. E un ringraziamento anche perché in questo contesto forse la presenza del presidente dell'Associazione delle Colline, magari uno si domanda che cosa c'entra. Quindi ti ringrazio anche per questa sensibilità, perché oggi ci troviamo sulle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e saluto il sindaco di Valdobbiadene, appunto, perché è una delle presenze sicuramente più importanti, perché è una delle porte d'ingresso di queste colline. Si merita l'applauso perché ci mette l'anima. E quindi noi continuiamo a dire ormai da 1 anno e mezzo, da quando siamo costituiti, che dobbiamo cercare di creare un senso di appartenenza a queste colline, per cui vedere questa sala così gremita e il fatto che ci abbiate invitato per me è veramente un segno di grande sensibilità. Quindi, detto questo, vengo a quello che lei mi domandava. Sì, nel libro che io, Massimo, la ringrazio di avermelo mandato, l'ho stampato per scarabocchiarlo, ma in realtà ho una copia che poi le chiederò anche di firmarmi. Nel libro si parla appunto del fatto che la Merkel è una donna che ama la natura e che va in vacanza prevalentemente in Alto Adige, perché le piace, a Solda in particolare, perché le piace fare camminate insieme al marito. E quindi e lì conosce Messner, il quale appunto poi dà anche, ma penso che sarà l'autore del libro, o meglio voi leggetelo questo libro, compratelo perché ho visto che è giù, e leggetelo perché veramente è interessante, al di là dei pezzi che giustamente ci stanno facendo, ci vengono letti in questa serata. E anzi è molto bella anche il commento che fa Messner, ma lo lascio a Massimo che magari dopo lo citerà. Quindi mi piace questa associazione, la ringrazio di questa domanda, perché le colline del Prosecco, perché venire a visitare le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene? Perché entriamo nella natura, perché in un momento post pandemico in cui tutti ancora abbiamo uno strascico di quella che è la paura probabilmente anche della pandemia, e dobbiamo rispettare delle regole che ci hanno costretto ad una vita molto diversa da quella a cui eravamo abituati fino al 2019 e che ha cambiato la storia sicuramente anche del mondo. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene infatti naturalmente ci consentono di rispettare anche quei requisiti che oggi siamo costretti a rispettare, quindi le distanze, e ci consentono di entrare in relazione con quella che è la natura, quindi con quello che è anche un ambiente dove c'è una grandissima sostenibilità, perché questo territorio è stato creato ad arte dai viticoltori che da centinaia di anni le hanno create come oggi noi le possiamo vedere, e proprio grazie alla loro mano, alla loro capacità di mantenere in vita queste colline e di evitare anche la degradazione di queste colline, inclusa anche l'erosione del suolo, ci permettono appunto di vedere che cosa la natura insieme al lavoro dell'uomo può fare. Per cui credo che una sfida sia quella di far venire la Merkel sulle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, e io l'accoglierò perché ci voglio provare. Ma lei è bevitrice, la Merkel? Sì, è discreta bevitrice, no? Sei... Assolutamente sì. Tra l'altro, appunto, sì, la birra la beve, anzi in quel intermezzo con Conte aveva un bicchiere di birra, ma tendenzialmente beve volentieri vino, insomma, rosso, bianco, e anzi... È anche una buona forchetta, no? Assolutamente, anche questa è l'altra parte dell'amore per l'Italia. Lei ama la musica italiana, la terra italiana, il vino italiano, il cibo italiano, e lo fa, e questo credo valga la pena di raccontarlo, anche con un atteggiamento che è estremamente tipico di Merkel e forse tipico di una certa classe politica sobria, a noi sconosciuta, ossia Merkel va al ristorante con un'amica, con il marito, prenotando con un cognome ovviamente che non è Merkel, ma senza fare riservare scorte o cose di questo genere. C'è un divertente episodio che mi ha raccontato un italiano, ecco, una di quelle tipiche figure italiane straordinarie, cioè emigrato dalla Sicilia, che arriva in Germania, si impiega in una fabbrica, in una ditta di farmaceutiche, dove tra l'altro conosce il marito di Angela Merkel, che a sua volta è un chimico, e diventa niente meno che presidente della Axel Springer, cioè uno dei più grandi gruppi editoriali tedeschi. Invita Angela Merkel alla Scala a Milano perché lei è appassionata di Wagner, c'è il Tristano diretto da Barenboim, e Angela Merkel dice: io vengo, però devo pagare il biglietto.
Però il problema è che un capo di Stato come Angela Merkel viene ovviamente ospitata nel Parco Reale della Scala, e nel Parco Reale non è prevista una tariffa. Allora lei manda il marito alla cassa a comprare 2 biglietti di platea, che verranno evidentemente regalati a qualche usciere o a qualche appassionato abusivo, ma pur di pagare 2 biglietti di tasca sua. Sonia, per concludere. Volevo leggere ancora qualche parola del capitolo dove si traccia il parallelo tra Putin e Merkel. Allora, lo zar ha voluto però metterla in imbarazzo, conoscendo il suo punto debole. Allora, lo zar ha voluto però metterla in imbarazzo, conoscendo il suo punto debole, la paura dei cani, dopo che nel 1995 il cane di un vicino l'aveva attaccata mentre andava in bicicletta nei pressi della sua casa di campagna. Nel 2005 Putin le regala un cane di peluche che rimase sulla sedia della Merkel durante i colloqui, infastidendola assai. La seconda volta è stata anche più sgradevole. Nel 2007 a Sochi, nella sua residenza estiva, il russo ha fatto entrare nel suo studio Coney, un grande labrador nero, di certo mansueto come tutti i labrador, ma non rassicurante per la cancelliera, soprattutto quando ha cominciato ad annusarla. È un cane educato, si comporta bene, ha commentato Putin. La Merkel ha avuto la presenza di spirito di rispondere in russo. Di sicuro non mangia i giornalisti, con sottile allusione al trattamento che la Russia riserva ai reporter più coraggiosi e critici, come tutti noi sappiamo. Inoltre volevo leggere le ultime parole di questo capitolo, in cui Massimo Nava ci ricorda che Angela Merkel non dimentica mai di mandare ogni anno al Cremlino alcune casse della birra migliore, la Radeberger. Una volta ha detto: quando le cose vanno bene mi parla in russo, se c'è un problema mi sussurra in tedesco. Alle scuta, Angela. Grazie a Sonia Raule, grazie a Federica Montedoro, grazie a Massimo Nava. Angela Merkel, la donna che ha cambiato la storia. Vuoi dire un'ultima parola? Vuoi dire qualcosa? Credo che ci fossero delle domande. Ah, certo, ci sono le domande, esatto, bravissimo, vedi che sei più bravo di me. Ci sono alcune domande, abbiamo qualche minuto per qualcuno che vuole fare una domanda a Massimo. Prego. Il mio tanto... soprattutto mi scusa il mio italiano, sono austriaco ma provo senz'altro. Ieri alla ufficiale più o meno arrivederci di Angela Merkel in fronte della vertice EU, qualcuno ha detto Europa senza Merkel sarà come Parigi senza Torre di Eiffel. Secondo lei queste parole riflettono davvero il rispetto della persona, oppure anche rifletta la paura che può essere dopo la partenza delle personalità come lei? Beh, sicuramente un personaggio di questo livello e soprattutto con questa grandiosa continuità e incidenza in tante vicende di questi anni lascia inevitabilmente un vuoto. Lo lascia in Europa, lo lascia nel partito, lo lascia in Germania. E quindi c'è stato un momento in cui la Germania si è sentita un po' e si sente un po' orfana. Però c'è anche chi, io cito una battuta che mi perdonerete, ma visto che è una serata anche all'insegna dell'amicizia, della cosa, cioè mi ricorda quando Sean Connery decise di non essere più 007, no? E tutti si chiedevano: ma chi sarà il nuovo 007? Poi i nuovi 007 sono stati trovati e la serie è continuata. Ecco, per dire che in politica è chiaro che alcuni uomini, alcuni personaggi, alcune grandi donne lasciano il segno, però io non credo che questo vuoto sia così incolmabile e soprattutto così prolungato. C'è anche da dire una cosa, che tutta la politica
di Angela Merkel, soprattutto negli ultimi anni, ha creato una sostanziale stabilità della Germania e del suo governo. Il governo che uscirà è comunque un governo di continuità. Il cancelliere in pectore, quello che probabilmente le succederà, cioè Olaf Scholz, è il leader della socialdemocrazia, ma che è stato suo alleato e vice cancelliere per gli ultimi 4 anni e che si è presentato agli elettori dicendo io sarò cancelliera, perché voleva dare proprio un'idea quasi di clonazione della figura di Angela Merkel. E poi credo che questo sia l'elemento che poi molti sottovalutano, ossia la sostanziale stabilità e compiutezza della democrazia tedesca, cosa che in confronto ad altri paesi europei, Francia compresa, Italia compresa, per non parlare della Gran Bretagna con la Brexit, non siamo ancora in questa dimensione. Cioè il fatto che siamo di fronte a una democrazia compiuta, con i suoi contrappesi, con i suoi equilibri, con le sue istituzioni funzionanti, che danno anche la misura delle difficoltà a volte di Merkel di mediare e di costruire compromessi. Ecco, credo che sia una garanzia per l'Europa e oltre che per la Germania, una garanzia di continuità. Prego. Ecco, buonasera. Io più che Luciano Fregonese, buonasera. Ecco, più che una domanda, una considerazione che volevo fare innanzitutto nel complimentarmi con la famiglia Tramet, Gian, Emanuela, Giulia e Alessandro per questa serata e collegarmi anche all'intervento di Marina e saluto ovviamente tutti gli intervenuti. Insomma, fa piacere che hai ricordato Valdobbiadene. Piace ricordare Valdobbiadene anche per la storia. Abbiamo avuto un Papa nel 1303, Niccolò Bocassino, abbiamo avuto nel 530 San Venanzio Fortunato e altri personaggi illustri nati a Valdobbiadene come l'abate Giovanni Folador, qui vicino il Toniolo, il Beato Toniolo e Francesco Fabri, insomma, che questa possa tornare a essere quello che probabilmente negli ultimi decenni è andato un po' perdendosi, una terra che può ospitare non solo serate come questa, ma anche personaggi illustri della nostra storia contemporanea. Credo che sia una bella cosa e quindi bene insomma che possa essere invitata Angela Merkel, ma anche altre autorità, altri personaggi contemporanei, perché io sono convinto che il contesto nel quale viviamo possa essere anche foriero di confronti più alti che possiamo vivere, che possano far crescere anche le nostre comunità. Quindi insomma nel ringraziare ancora per questa occasione, l'auspicio è che ce ne possano essere anche diverse, che si possano trattare di temi anche delicati che questa sera sono stati accennati proprio in questo nostro contesto che deve dimostrare di essere pronto come lo è, ma timidamente nasconde essere pronto proprio a confrontarsi su tematiche importanti di storia contemporanea. Quindi grazie davvero. Grazie. Domanda, prego. Lei che ha studiato bene la Merkel, io leggerò il suo libro, qual è la cosa che ti passerà alla storia la Merkel per un tedesco? Cosa ha fatto veramente per i tedeschi la Merkel? Beh, forse rifacciamo la serata. Secondo lei che è Merkel? Cioè non c'è la domanda di riserva, no, devo proprio rispondere. Ma guardi, la cosa, per come io ho conosciuto e studiato più ancora della Merkel la Germania, che ho cominciato a bazzicarla dal liceo, ecco, io credo che la più grande qualità e la più grande forza di Angela Merkel sia quello di aver reso un paese normale. E questo magari per molti che guardano la Germania ci sono ancora delle diffidenze, ci sono degli stereotipi che ovviamente sono duri a morire, ogni tanto ci sono dei riflessi condizionati eccetera, ma Angela Merkel ha reso i tedeschi e la Germania
più normale, quindi più europea, più consapevole, più responsabile, sicuramente più generosa, l'abbiamo visto e secondo me ha anche contribuito a rendere più normale anche l'Italia, nel senso che lei per prima ha smentito una serie di stereotipi che spesso circolano sul nostro paese, sia dimostrando quanto lo ama venendoci, ma sia anche proprio con questa iniezione di fiducia e di credibilità molto importante. Credo che sia questo bisogna ringraziare innanzitutto la nostra famiglia ospitante, così affettuosa e così Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi, è stato veramente un piacere, bellissimo. Parlo, penso, a nome di tutti quanti, è veramente molto molto interessante, e quindi nel ringraziarvi nuovamente per essere stati presenti, vi accompagno verso un aperitivo, un rinfresco, dove ci beviamo noi il nostro Valdobbiadene superiore in attesa che arrivi l'Angela Merkel. Grazie ancora, buona serata.